Con Mirko De Cerone, partita che insomma, ci abbiamo messo un po' a trovare il bando della matassa, ma poi spietatissimi ragazzi. Sì, diciamo che abbiamo concluso male, siamo stati anche sfortunati su qualche conclusione per carità, però soprattutto abbiamo concluso male. Abbiamo creato parecchio, c'è ancora un po' di confusione, ma è normale. E stiamo lavorando su qualche meccanismo per ripulire qualcosa e migliorare qualcosa in pista, però insomma dai, il risultato era importante, i 3 punti erano importanti, e teniamoci buono almeno il risultato e l'impegno del 100% di cuore dei ragazzi. Senza ombra di dubbio abbiamo visto proprio questa e io l'ho sottolineato, è stata la parte forse più importante. Grande aiuto fra i ragazzi e un impegno stratosferico fino all'ultimo secondo. Ma io da quando sono arrivato sembrerà impossibile, mi ripeto spesso, ho trovato uno spirito di squadra incredibile. Questa squadra qua veramente ha uno spirito di squadra pari a nessuno, e questo fa ancora più male quando non arrivano i risultati, quando non si gioca come vorrebbero anche loro. Però è già buona fondamenta questa qui, che il clima è ottimo tra i ragazzi e questo è molto importante, mi facilita anche il lavoro. Senza ombra di dubbio è stata una gara dove ci siamo scontrati con un Gomez importantissimo, forse un po' imprecisi, però poi nel finale veramente abbiamo visto, è stato definito l'ultima rete un babà, veramente eccezionali. Sì, diciamo che lì un po' a un certo punto è uscita un po' la classe dei nostri ragazzi, no? Perché sicuramente non possiamo pensare che siano state giocate particolari o situazioni tattiche particolari. È uscita semplicemente la classe di qualche giocatore nostro che ha fatto la differenza e che ci ha fatto allargare sul risultato. Sono felice perché c'era abbastanza un pubblico presente come non c'era nelle ultime partite, naturalmente questo era il derby e quindi sono felice per tutto quanto l'ambiente. Bene, io ti ringrazio Mirko, alla prossima. Grazie a voi. Grazie.